Perché voi di Fratelli d'Italia siete contrari a questo DDL Zan? Perché è una legge liberticida, di fatto vorrebbe tutti allineati sul pensiero unico, il loro pensiero unico, non ammette il dissenso, lo maschera da discriminazione nei confronti dei più deboli o dei socialmente diversi e di fatto invece discrimina quelli che la pensano diversamente da loro. Questa quindi non è una vostra manifestazione contro i gay? Ma assolutamente no, ma si figuri manifestazione contro i gay, è assolutamente, noi siamo contro ogni forma di discriminazione, lo siamo da sempre e non abbiamo bisogno di sancirlo in un decreto che tra l'altro non è questo il motivo per il quale viene portato in discussione, se non proprio quello di limitare il dissenso, cioè di non far dire ad esempio che l'utero in affitto è un abominio assoluto. La Lega e Italia Viva stanno pensando a delle modifiche, a degli emendamenti per questa legge che comunque dovrebbe passare, voi invece siete proprio per bloccarla. Ma noi eravamo già alla Camera ci siamo schierati senza se e senza ma contro questa legge. Se poi i nostri amici di centrodestra come Forza Italia e la Lega riusciranno a farla cambiare, noi saremo al loro fianco in questa battaglia. Ma la via d'uscita è quella che in un momento di difficoltà come questo, oggi dobbiamo occuparci delle cose come l'economia e come le persone realmente in sofferenza. Pensare a queste cose fortemente ideologicizzate e assolutamente simboliche non fa altro che distrarre dai veri problemi e soprattutto dalla loro soluzione.